Gianni ha parlato di classe dirigente del Veneto e chiedo alla classe dirigente del Veneto di attendere ancora un po', perché noi dai primi incontri abbiamo sempre detto che il tempo di fare un partito che diventi indipendentista eccetera non c'è, quindi avremmo avuto bisogno di disegnare una strada, ispirare un percorso alla classe dirigente che già c'è. Questo è stato il lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto, quindi vi chiedo, seppur li vedo ben rappresentati, perché abbiamo, come dicevo, l'assessore Conte, l'onorevole Goidi, l'onorevole Caronca, o consiglieri regionali, sindaci, e non voglio nominarne altri, che presto avranno la parola. Io chiedo al grande Rocchetta di venire qua e parlarci per primo, perché adesso stiamo parlando del presente, del futuro, però non dobbiamo dimenticare da dove si è partiti. E quello che mi ha detto la Selena, che perché non regala la nuova giovinezza, ha detto complimenti. Grazie. Partendo da cosa? Partendo da qua, avevamo una riva a est, una delle città più antiche d'Europa. Paolo Bernardini, che rivedo con piacere dopo 6-7 anni di esilio, parla di 1000 anni di prosperità veneta. Vero? Sacrosanto, 1100. Ma prima di quei 1000, altri 1000 di prosperità veneta. E ancora prima. Perché uno passa davanti al museo il Museo Nazionale di Este, e vede due bandiere. Una bandiera che io rispetto, perché in nome di quella bandiera mio padre si è trovato a vivere per 2 anni come schiavo in un lager, una bandiera napoleonica che si può anche definire contemporaneamente più Napoleone lontano, chi lo ricorda, una bandiera mussoliniana-hitleriana, una bandiera bianca, rossa e verde che a scuola ci insegnavano ad essere sempre stata la più bella, quasi che fosse esistita da sempre, mentre ha poco più di 200 anni, ed è una bandiera hitleriana, perché non è la bandiera francese, è la bandiera dello stato personale del grande feudatario Napoleone, che è il gran maestro di Mussolini e di Hitler. C'è la bandiera dello Stato italiano che noi rispettiamo, arrivando in Pissi Guida con patente dello Stato italiano, quindi sicuramente riconosciamo le leggi, riconosciamo i documenti dello Stato italiano, e c'è la bandiera europea che nei decenni precedenti ci aveva ispirato tante speranze e oggi ci suggerisce un po' di inquietudine, ma non c'è la bandiera veneta. E perché non c'è la bandiera veneta? Se è vero come è vero che qui ci sono dei sindaci, dei ministri regionali, perché non occorre aspettare l'indipendenza, perché voi riconosciate di essere ministri, voi svolgete funzioni di ministri. A livello europeo siete ministri e di calibro anche consistente, rispettabilissimo. Gli assessori regionali sono ministri. In Baviera, che è un tiro di pietra da noi, vi chiamate, sono i vostri omologhi, sono ministri. E la Baviera si chiama Freistaat, libero Stato di Baviera. Come dopo la parentesi dell'occupazione sovietica e della Repubblica Democratica Tedesca, troppo frettolosamente fagocitata dalla Repubblica Federale Tedesca, come libero Stato sono tornati a proclamarsi la Turingia e la Sassonia. Perché il Veneto no? Perché, visto che giustamente si dice, noi l'avevo invitato, perché so vecchio, sono stato pioniero, allora, 30 anni fa, 25 anni fa, io non sono mai stato democristiano, io combattesti democristiani, il primo processo contro lo strapotere, il regime che
sanguava questa nazione veneta, pochi anni dopo il Vajont, del quale ancora Bevinsky riesce a ricordarlo, vero sì, dovevano dare causa il nuovo giovane, perché da neanche un mese con Toeto, tablet, e con Facebook, e con 100 canali, 100 triodi, sei in contatto continuo col mondo. Allora costruisco qualcosa ricordando Tina Merlin, giornalista di un quotidiano nazionalista e centralista, però ha avuto il coraggio di denunciare cosa sia stato il Vajont prima e dopo, cioè la valle del Vajont, la valle della Piave, dei suoi affluenti, trattata dallo Stato italiano come l'Abissinia, cioè come colonia, perché colonia siamo. E 30 anni fa vedo persone come il quale Tusi, quel quale 30 anni, negli anni 70 e 80, Sendaser Paimuria scriva Veneto colonia italiana. 30 anni fa c'era un ministro, un presidente del governo veneto democristiano, Menemigo, che sono stati i miei nemici. Il primo processo contro lo strapotere democristiano l'ho avuto nel 69, fate voi i conti quanti anni ci separano dal 69. Qui erano i democristiani, fossi stato a Bologna, nella Repubblica di Bologna sarebbero stati comunisti, ma il comportamento era lo stesso, funzionari di uno Stato coloniale. Ma c'è stato un presidente di governo veneto, Carlo Bernini, che un po' perché ragionava più degli più recenti presidenti del Veneto, un po' perché si osponcea la Liga Veneta crescente, e giusto oltretutto nel Londres il 9 ottobre 30 anni fa, un golpe contro la Liga Veneta per fermarla, un vero golpe, riconosciuto a livello internazionale, ma la Liga Veneta continuava ad andare avanti. Poi ci sono forze, come che scrive su Facebook, arrivando qua, con tutte muse delle strade, grazie a Veneto Strade, grazie alla regione del Veneto, ma Carlo Bernini 30 anni fa, 25 anni fa, riconosceva che il Veneto è uno Stato, non solo è una nazione, con un numero enorme di automobili, camion e autobus portavano 30 anni fa. Adesso si è perduta. Se la paura instillata da Roma e da Milano, non si può dire che siamo veneti, no? Siamo italiani, siamo padani, come dire che i polacchi sono o tedeschi o russi, e i polacchi non potrebbero esistere, come dire che i finlandesi, una delle forze traenti dell'economia europea, la Finlandia, come dire che i finlandesi o sono svedesi o sono russi, non possono essere finlandesi, e così via. E noi siamo veneti come... un amico scozzese prima, come la Scozia è qualcos'altro di diverso rispetto all'Inghilterra. Sorella dell'Inghilterra, ama l'Inghilterra, ma non accetta di essere colonia dell'Inghilterra. Noi amiamo l'Italia, tutte le sue molteplici modi di espressione, ma non possiamo e non vogliamo più esserne colonia. Il discorso è lungo, dei 20 minuti quanti ve ne siete passati? Allora, come ne manca 5 tiri adesso. Allora ogni discorso ne porta molti altri. Dovremmo chiederci come mai 25-30 anni fa si parlasse di Stato Veneto ed oggi si ha nuovamente paura di parlarne. Come mai 25-30 anni fa queste targhe che esistono ormai da più di mezzo secolo, perché le prime sono state prodotte nei primissimi anni 60, 20 anni fa fossero diffusissime, perché ne parlavano anche gli studiosi di sociologia di varie università esterne al Veneto, perché nel Veneto non si può parlare del Veneto, esattamente come al Museo di Este non può esservi la bandiera, ecco, non può essere. Perché non c'è la bandiera veneta al Museo di Este? Perché ti dicono il Museo Nazionale, il Museo della Nazione Italiana. Una gran confusione, sono anche, scusatemi, ignoranti, a volte anche analfabeti. Leggevo la lettera di una maestra che si lamentava del linguaggio incomprensibile del proprio direttore didattico. Ma al di là di questo, dalla Costituzione giustamente citata, ricordata, c'è un intervento che il Gazzettino tiene bloccato ormai da alcune settimane, ma ricordo quello che abbiamo sempre detto: la Costituzione non è stata scritta da Dio, incisa con spada di fuoco su tavole
eterne, è prodotto umano. Quella Costituzione, suggestiva in alcuni passaggi, squallida e contraddittoria in molti altri, è stata modificata quella Costituzione, prodotta da uomini che sì, frettolosamente hanno accettato le antiche la camicia nera. Non c'erano i fascisti nella Costituente, avevano invece camicie, chi bianche, chi rosse, chi verdi e chi di altro colore, ma la mentalità fascista centralista rimane nella Repubblica. Ricordiamoci che le regioni nascono attraverso uno sforzo, una gestazione terribile. C'è stata l'opposizione lentissima contraddicendo tutta la miglior tradizione socialista, ma di Pietro Nenni e di Palmiro Togliatti apertamente lo dicevano: andiamo a vederci i lavori della Costituente, non possiamo realizzare le regioni, perché questo Stato è così fragile, così artificiale, così debole, così contro natura, che non, se realizziamo le regioni torniamo agli stati precedenti. Oggi ci colpevolizzano dicendo: ma se il Veneto fosse indipendente sarebbe uno staterello, e non vedono che lo staterello è lo Stato italiano, quello che ha Giorgio Napolitano per presidente, e ci dicono la Costituzione non la permette. Ma penultimo numero dell'Espresso, adesso poi vi dico, ce n'è un altro, ma il numero dell'Espresso la settimana scorsa porta una interessantissima intervista ad un giurista. Lo interrogano sul caso, non so se ti piace questo nome o non ti piace, sul caso Berlusconi, perché Berlusconi, rattagliandosi sui specchi, cerca una sponda europea. E allora non giudico Berlusconi, non voglio parlare di Berlusconi, ho contrastato l'alleanza con Berlusconi della forza che pure avevo creato 20 anni fa. Ho contrastato l'alleanza con Berlusconi della forza che pure nei decenni precedenti avevo con altri patrioti creato. Non giudico Berlusconi, però è vero, Berlusconi sta cercando Silvio Berlusconi di salvarsi, di salvare attraverso il ricorso alle corti europee, alle istituzioni europee, perché è vero, ci si dimentica che siamo in Europa. Se se desmentega, se non par pronto anche se casquei europei te casquei. Ce lo fanno dimenticare perché lo chiamano Re Giorgio, il Napolitano II, come anche Napolitano I, come anche il suo infausto predecessore nazionalista e anch'esso parafascista Ciampi, come si chiamava un nome? Carlo Azeglio Ciampi, appunto un nome risorgimentale. Ciampi con un colpo di mano, un piccolo colpo di Stato, per ricordare che la moneta di €1 doveva portare il ponte di Rialto, e invece Ciampi con un colpo di mano, un piccolo golpe televisivo, è riuscito ad imporre tutt'altro simbolo. Se voi altri perdete gli euro che avete di scarsella, oltre a trovare anche gli euro dell'Estonia, il discorso sull'euro se puoi farlo, ma certo non adesso, ne resta 4 minuti, ma oltre a trovarvi monete dell'Estonia in scarsella, trovate monete della Germania. Le monete da €2 della Germania mostrano anno dopo anno i vari stati della Germania: Mecklenburgo-Vorpommern, Schleswig-Holstein, la Baviera, la Renania questa, l'altra. Perché i nostri euro portano soltanto simboli, l'arma dei carabinieri, la polizia, le Olimpiadi di Torino, la mole antonelliana, simboli, solo e soltanto simboli delle forze degli stati che hanno colonizzato lo Stato Veneto, non Roma e Napoli, ma Torino e Milano. È un discorso lungo, è un discorso molto ampio, ma andrebbe fatto anche questo per capire. Se siamo in Europa, esiste un livello, un caldo di discussione che supera le miserie e le meschinità dello staterello italiano, ed è questo che ci porta, e questo mi fa ringiovanire la forza. Perché mi dicono: ma perché vai con loro, perché vai con Plebiscito e non vieni con Indipendenza Veneta, non vieni con Veneto Stato, non vieni con Liga Veneta Repubblica e quanti altri che adesso non ricordo, eccetera.
È un discorso molto semplice, perché questo non è un partito. Questi non, qualcuno avrà ambizioni come umano, come normale, ma questi non sono un partito che sogna di arrivare ad avere una carrega, una carreghetta, un carregone in questa o in quell'altra assemblea. L'impegno rivoluzionario ma pacifico, perché sulla nostra bandiera, se non l'avete visto, scritto base, l'impegno, grazie, rivoluzionario ma pacifico per arrivare al Veneto indipendente non può passare attraverso le elezioni, il patto con chi oggi è più potente, oggi la Lega, domani non lo so, la nuova DC, la vecchia DC, i vecchi comunisti, i nuovi comunisti. Le persone valide partito per partito, come ho sentito parlare, è la seconda volta che partecipo a un incontro, la seconda volta, a un incontro di plebiscito 2013. Ho sentito il sindaco di Silea. Ed è un sindaco che dice quello che io ho sempre detto, come quello che io ho sempre detto lo dice una parlamentare che si chiama Rubinato. Allora tutti gli altri partiti elencati prima, siccome qui per una serie di motivi ispirava il vento da sta banda di qua, allora tutti appiattiti sulle alleanze di centrodestra. Io non discuto se sia meglio la destra o la sinistra, se sia meglio questo o quel partito. Partito comunista che da un lato sosteneva nei decenni precedenti, parlo di esperienza anche personale più di 40 anni fa, sosteneva i movimenti di liberazione in giro per il mondo, ma quando sentiva parlare di Catalogna o di Paese Basco, lo ricordo come fosse adesso, mi tornano i brividi, si chiamava Mommi Federici, era il vertice, lo Stalin del PC del Veneto. Per l'amor di Dio non esiste Catalogna, non esiste Paese Basco, esiste solo la Spagna, esattamente lo stesso discorso di Franco, cioè della dittatura che ha dissanguato la Spagna per più di nell'arco di 2 generazioni. Per inciso gli stessi comunisti che avevano anche bombardato Barcellona, facendo un enorme favore proprio ai fascisti, tanto molte volte non sono poi neanche tanto diversi, non sempre le eccezioni ci sono, perché le eccezioni ci sono, certamente ci sono. Allora dicevo, la parlamentare Rubinato ricorda questa regione al Consiglio regionale, che dovrebbe chiamarsi Parlamento, come in Sicilia, come in Baviera, ma in Sicilia sanno di essere siciliani, in Baviera sanno di essere bavaresi. Nel cuore di Monaco c'è un obelisco che ricorda i 30.000 bavaresi morti in Russia per la follia di Napoleone, che peraltro ha anche miracolato per altri versi la Baviera, che poi sarà quella di Ludwig. Dov'è l'obelisco nel Veneto che ricorda i 30.000 veneti fatti morire da Napoleone in Russia? Non c'è quell'obelisco, come non ci sono monumenti che ricordino i veneti che lo Stato italiano ha fatto morire per la sua mania di grandezza e poi per gli affari degli agnelli, di che produceva scarpe con suola tricolore di cartone con scritto Viva l'Italia, lo dice Emilio Busso, un anno sull'Altipiano. Esistono i monumenti ai caduti della prima guerra mondiale, quasi ci fanno credere che fossero andati lì volontariamente. Non dicono che c'erano altri soldati con divisa italiana dietro di loro che sparavano su di loro i veneti carne da macello se non fossero andati a combattere. Gli argomenti sono 1000, ci fanno dimenticare di essere veneti. Questo è lo yes al voto, 3 minuti, al voto per l'indipendenza della Scozia. Allora, con Diesene, 50-70 veneti, sono stato poche settimane fa a Edimburgo per una marcia per l'indipendenza della Scozia. Decine, 50, 60, 70 bandiere venete, come questa, chiedetevi come mai manchi la bandiera veneta al Museo di Este. Tra l'altro il fatto che al Museo di Este di tutto si parla fuori che di veneti, come nella stessa mostra Venetians di Padova si parla un po' di veneti, ma poi per farci credere che siano stati i romani, non possono più dire che siano stati i romani a tracciare le strade, perché oggi si sa che le strade sono venete, ma ci dicono che i romani hanno portato la centuriazione, le colonne, i miliari, i ponti, i pozzi, tutto ci avrebbero portato i romani, la canalizzazione. Sono cose che abbiamo sviluppato assieme ai nostri fratelli romani e greci ed etruschi e tanti altri. La nostra storia è innegabile. Non c'è un edificio pubblico in Scozia che non abbia bandiera scozzese. Perché qui non c'è bandiera veneta? Ce ne sono alcune sugli edifici, su alcuni municipi, ma non su tutti. Latte
latte scozzese, latte della Scozia. Sapete che in Veneto il latte è femminile, a scuola non ce lo dicono, perché se qualcuno parla di latte calda o latte tiepida, per l'amor di Dio, cos'è questo linguaggio volgare? Latte maschile, in italiano latte maschile, in Veneto latte femminile. Latte della Scozia con bandiera scozzese, e poi produced in Scotland using milk from Scotland. È prodotta in Scozia con latte scozzese. Dove trovate una confezione di latte nel Veneto con bandiera veneta e con la scritta latte veneta prodotta nel Veneto da vacche nasceste e cresceste del Veneto, modeste con rispetto, perché anche neanche siamo modesti barbaramente. L'Austria, i viennesi, i negamodesti, non austro-ungarici come ci insegnano, perché l'Austria-Ungheria nasce dopo il 1866, ma tanto l'ignoranza domina nelle scuole e nelle università italiane. Gli austriaci negamodesti, certo, però ci mungevano con rispetto. Eravamo la vacca da latte dell'impero, non ci si dice che eravamo noi la colonna portante dell'economia dell'impero asburgico. Questo ci viene cattivi austriaci un corno, molto più rispettosi degli italiani. Ma che succede? Succede che tutti gli eventi del 48 al 49 vengono snaturati. Nei musei ci sono bandiere che nel 1848-49 poi negli anni successivi bandiere tricolori non c'erano. Tutti gli storici europei lo sanno, ma qui la regione del Veneto, forgiando con le proprie mani, e questi ai nostri, le proprie catene, le catene della regione e le catene nostre, invita quegli stessi storici che falsificano la storia nei musei, che moltiplicano i tricolori che non c'erano nell'8 febbraio, nel 48, nel 49 degli anni successivi. È una falsificazione continua. Finisco. Allora, non di un'area, ma di quell'altra. Io non discuto se sia preferibile quest'area o quell'altra area. Io guardo le persone oneste che si muovono con onestà per costruire, per ricostruire, perché non è che noi vogliamo diventare indipendenti, noi vogliamo tornare indipendenti. La nostra prosperità era tale 1000, 2000 e anche nei 1500 anni prima di Cristo. Questa è stata col nostro lavoro, non con la schiavitù, non con le razzie militari come hanno fatto i Savoia, il loro piccolo staterello. Quello sì era uno staterello, come oggi ancora è uno staterello d'Italia, di Mussolini prima, di Ciampi e Napolitano adesso. Quello è uno staterello, ma lo Stato Veneto, perché se vedete, leggete testi di storia e di archeologia seri, si parla di Stato Veneto già nel 1500 avanti Cristo, perché questi erano i nostri rapporti con tutti i popoli e le istituzioni intorno, si batteva la moneta e quant'altro. Allora, le 3 città più prospere d'Europa 2000 anni fa si chiamavano, in ordine alfabetico, Gadese, Spagna, Padova e Roma. Roma in quanto centro di un nascente impero nel quale la dimensione militare era molto importante, e peraltro dobbiamo leggerci il Toynbee, cioè autori inglesi, anglosassoni o tedeschi o francesi, per sapere quali fossero i reali rapporti di forza fra veneti e romani, perché la scuola ce li falsifica tutti, parentesi che dura via d'ore, quindi che sarò subito. Ma dico, le città più ricche, soltanto grazie ai loro commerci, al loro lavoro e al tessuto produttivo, veramente con attività industriali modernissime, e si parla di prima di Cristo, erano Cadice in Spagna e Padova. Queste erano le 3 città più ricche del mondo antico. Questo vuol dire qualche cosa. Allora, tornare padroni, perché non siamo stati colonizzati dai romani, non sono venute le legioni romane a creare, a insegnarci. Erano i nostri alleati e c'è stato questo scambio, come c'erano anche truppe venete a fianco dei romani altrove. Tutta una storia che è limpidissima vedendola dall'esterno, ma qui in Tossegai concludo. La Rubinato, questo parlamentare che non è dell'area politica nella quale si arroccano i vari movimentini, partiti politici, pseudo-dighe, pseudo-unioni, delle quali non ho accennato qui. La Rubinato
nota, ricorda, io ho sempre detto, ma lei era archivosa di forza, più audience, che da 13-12 anni la Costituzione alla quale accennavo prima è stata modificata. Allora ecco chi confonde Stato con nazione, Museo Nazionale di Este, siccome sarebbe nazionale, cioè italiano, non c'è spazio per la bandiera veneta, come nemmeno al Palazzo dell'Indipendenza Veneta, il cosiddetto Palazzo Ducale, non ha bandiera veneta. Tutti i musei, tutte le università del Veneto, le stazioni ferroviarie che paghiamo noi, bandiera italiana, bandiera europea, non bandiera veneta. Mentre in tutta l'Europa è esattamente il contrario, quindi lo staterello, il fuori dall'Europa, il fuori dal tempo è lo Stato italiano, e chi ancora non si informa, sindaci che portano la fascia tricolore credendo di essere obbligati a portarla, mica vero? Fior di sindaci in tante parti della Repubblica Italiana portano altri ornamenti, altri insegni per caratterizzare la loro funzione di sindaco. Qui la disinformazione è tale per cui i sindaci si credono obbligati a questo. Allora, il Veneto domanda l'inno, guardate che sia Casalla, il Vita Triumphans, il splendido latino, anche in versione veneta, ma sapete che il latino è una lingua alla cui genesi ha contribuito per un terzo il Veneto, lo sapete, certo, questo si sa. Allora, l'inno lo si ha nei fatti, ma quando qualcuno si azzarda a proporlo in regione, apre il cielo, i nazionalisti, ieri si chiamavano fascisti, oggi hanno un altro nome, non si può, si incrina l'unità nazionale, e se si desmente, a parte ripeto che Sega Vivaldi e anche Salieri, perché Sega un inno ma si può avere tante varianti, pertanto ci si dimentica che nella regione delle Marche, credo da tempo immemorabile, cioè dal 75, la regione delle Marche è guidata da amministrazioni di centro-sinistra, comunisti o ex comunisti con vari alleati loro. La regione delle Marche ha affidato ad Allevi la creazione dell'inno marchigiano, perché, parole del presidente del governo marchigiano, i marchigiani nel mondo debbono essere orgogliosi di essere marchigiani, qui no, i veneti non lo fanno. Allora, l'ho rubinato, che finisco, ricordo un minuto perfetto che esiste da 12 anni una modifica della Costituzione, la quale dice tra l'altro che assieme e comuni e province, eventualmente città metropolitane, ma ancora nel limbo, e province e regioni e lo Stato costituiscono la Repubblica Italiana. Quindi noi Regione del Veneto non siamo Stato italiano, siamo una, non lo so chi che va davanti adesso, ma la maggior parte dei consiglieri regionali, potrebbe fare ironia sui colori, ma il discorso basta. Allora, la maggior parte dei consiglieri regionali non si sono ancora resi conto del fatto che non rappresentano lo Stato italiano, sono alla pari con lo Stato italiano, articolo 114 della Costituzione modificata nel 2001, sono alla pari dello Stato. I provinci, le regioni, le province, i comuni e lo Stato costituiscono la Repubblica. Su questo alcune regioni si sono mosse, ecco quello che l'ha rovinato, che non c'è, avrei questo Pasaula per questo, perché lei lo dice, ha la forza di dirlo con ancora maggior forza, perché proviene da un partito che a volte sembra veramente l'erede del partito fascista nel voler negare che esista la nazione veneta. In tutto il mondo sanno che esiste la nazione veneta. Un consigliere, un assessore regionale che poi ha avuto cariche anche più importanti anni fa dice ma in Veneto non possiamo farlo perché in Papua Nuova Guinea non ci conoscono. Tu scegli, non è vero, perché ho avuto amici olimpionici della Papua Nuova Guinea, sanno perfettamente, non c'è angolo del mondo in Amazzonia, tra gli Ainu, non c'è angolo del mondo dove non si sappia che il Veneto. E allora perché i nostri imprenditori non riescono a scrivere made in Veneto sui prodotti onesti del loro lavoro? Perché dopo sono anche gli imprenditori che mandano prima nelle Marche, poi in Albania, adesso nel sud, i veleni per sparagnare. Ci sono anche giornali di oggi, imprenditori che sono loro a chiamare la mafia qui. È un discorso lunghissimo, benissimo. Nella vicina provincia autonoma di Bolzano, come nel Trentino, che pure già godono, grazie a una Costituzione iniqua, di grandi privilegi legittimi, dovuti, dovremmo averne anche altri, ma a noi sono stati negati, visto che i veneti non sanno nemmeno chi siano
Dopo il 2001 hanno ricontrattato le loro competenze, addirittura esistono libri, questo in italiano, per un libro in italiano ce ne sono 20 in tedesco, l'autonomia che cambia, come i vostri omologhi di Bolzano sono riusciti, e di Trento e anche del Friuli, ci ricorda l'Arpinato, quindi il campo è vastissimo. Allora all'indipendenza ci si arriva perché nell'ordine delle cose. L'Economist nel 93 aveva previsto la Repubblica Veneta indipendente e prospera, lo Stato più ricco d'Europa, per il 2043. Ma tutta questa dentellona, tutto questo entusiasmo mi fa pensare che veramente, aprendo gli occhi, le orecchie, ragionando fra noi, ci si arriva rapidamente. Va bene, allora ho sbagliato prima nel dire che Rocchetta non è mai stato classe dirigente, lo è stato, e vi dico anche che nei tempi, ma non serve andare tanto indietro, ma nel 2006 una riunione di questo tipo sarebbe stata passibile di ergastolo, dove c'era una norma del codice Rocco che impediva solo di parlare di questi temi, quindi immaginiamoci anche.